Bella raga, ciao a tutti, noi come Don Veneziano torniamo qua su NGL Biathlon per completare l'opera, nel senso diventare il più grande di tutti. Più 10, più 6, allora... Ok, più 10, più 6, andiamo con questi e continuiamo la scalata verso l'Hall of Fame totale. Non è semplice, ovviamente l'abbiamo visto. Partiamo per ultimo addirittura, ok, individuale. Quindi qua l'importante, raga, è non sbagliare, nel senso non cappellare al poligono. Questa ovviamente è la cosa più importante. Per il quale errore addirittura sono 20 secondi di penalità. Cosa non meravigliosa. Attenzione, 7 gradi, nevica. Vai. 5 laps. Il mitologico Kume, il grande Kume. Vediamo tra i big Marecek 0, errori dopo 2 giri. Mandzukic un errore. Beh, vediamo adesso, ancora presto. Il grande Tannermeier, signori. Anche lui è appena partito. La prima volta forse che parto proprio ultimissimo, non mi ricordo sinceramente. Siamo qui in Repubblica Ceca. E abbiamo già il miglior tempo. Vai come anche lunga, eh? È un'individuale molto lunga. 2-1 di vantaggio con gli sci, siamo di gran lunga i più forti, ma lo sappiamo. E adesso andiamo al primo poligono. Mandzukic un errore, Socio Tannermeier. Vediamo il buon Tanner. Un errore già per Tanner e godo. Errore per Tanner e godo. Dov'è Tommasino? Tommasino anche lui è un errore. Un errore anche per Tommasino Giacomel. E andiamo per il primo poligono. Il primo poligono è quasi perfetto. Molto bene. Vediamo quanto perdo. Sicuramente sono più tranquillo, però sono ancora in vantaggio. Questa è la cosa più importante. Oh, Jonas Marecek, 0 errori. Attenzione dopo 3 poligoni. Quindi, diciamo, l'avversario più pericoloso, Jonas. Comunque è fortissimo. Ha fatto 0 errori individuali dopo 3 colpi. Non me l'aspettavo un Marecek così. Che invece se fa 0 errori l'unico modo per vincere è far 0 errori. Marecek è sempre un rompimento di maroni, lo sappiamo. Anche sugli sci, ragazzi, il vantaggio è veramente minimo, eh. Vai, come non devi spingere però, eh. 2-5 di vantaggio su Jonas. Deve ancora sparare l'ultimo colpo però Marecek. 3-3, ma aumenta il vantaggio, ma è chiaro che c'è la pressione. Con Marecek al poligono, forse un errore per Marecek. Un errore per Jonas, questo è buono.
Quindi ho margine di posso permettermi un errore, teoricamente, contando che gli altri big Hakkinen sono dopo l'ultimo dei big. Anche Maricek sbaglia per fortuna. E vediamo. Questa individuale che sono sempre durissima da individuare, raga. Non ti puoi permettere errori. Sono 20 secondi di penalità. La prendo comoda, sinceramente, non ho voglia di sbagliare perché posso dopo recuperare in fase di sciata. 4, 3, 2, 1, 0, 3. Ho perso molto, comunque ho perso 4 secondi al poligono, però vabbè, non è un problema questo. In 3 secondi si recuperano. Veneziano sta spingendo, siamo ancora sotto, perdiamo 2 decimi. Maricek è un bel osso duro, lo sappiamo. Ma sappiamo la potenza di Maricek. Ora discesona da prendere in velocità. Ritorniamo sopra di 1,8. Grandissimo recupero più di 2 secondi a Maricek in un split. Non dobbiamo cappellare neanche nel terzo poligono e poi nell'ultimo abbiamo un bonus, teoricamente, però chiaro che 0 errori sono un obiettivo per vincere tranquilli, teoricamente. 3-7, guadagniamo tantissimo in fase di sciata, lo sappiamo. Ok, non vedo altra gente, cioè è Emily and Claude con 0 errori, ma non penso sia un avversario incredibile. Giacomel sbaglia ancora, ormai siamo proprio l'era Giacomel si è conclusa in maniera devastante. Andiamo al terzo poligono, forse il più delicato questo, perché se sbaglio qua poi l'ultimo poligono non lo posso minimamente sbagliare. Questo fucile gold mi gasa, il fucile gold gasa veneziano. Molto bene. Non siamo stati neanche lentissimi, vediamo se riusciamo a mantenere la prima posizione, così. Forse sì, yes, 0-3. Perdiamo 4 secondi come sempre, sono sempre più lento a sparare, ma sono troppo più forte con gli sci. È un veneziano mas grande, o mas grande, lascio sempre a voi la scelta. 0-5, 0-5, dai Kuma. Mandzukic un errore comunque, tutti e due, sia Maricek che Mandzukic, quasi perfetti. Vediamo veneziano all'ultimo poligono. E qua che il Kume guadagna un'eternità. Meno 2-1, bravo Kume. Torniamo sopra. Siamo un po' stanchini però, Abbiamo usato tanta barra. Con 0 errori però è vittoria sicura. Guarda quanto più veloce sono anche qua, però mamma mia il Kume cosa ci ha inventato? Cosa si è inventato veneziano? Adesso posso spingere bene. 2-4 di vantaggio. Andiamo
ma l'ultimo poligono con la consapevolezza che se non sbagliamo nulla è oro sicuro, penso che sì. Mamma mia, abbiamo un vantaggio incredibile. Con calma, venezianone, con calma. Perfetto, perfetto. Che dominio del Cume. Ricordiamo che è l'ultimo, è stato l'ultimo a partire e boom, vantaggio mostruoso di Veneziano. Con 0 errori, ragazzi, al poligono siamo veramente precisi quest'anno, eh. Ci pigliamo un altro oro. Veneziano vuole battere tutti i record. Se ne sbatte solo della staffetta perché non fa statistica e il veneziano vuole solo la pura e cruda e beffarda statistica dell'Hall of Fame. 5-4 di vantaggio nonostante 0 errori e 20 secondi di penalità di Marecek. Comunque non abbiamo un vantaggio mostruoso perché comunque Marecek spara velocissimo, ne stiamo guadagnando tanto però quindi mi sta veramente salvando la precisione del poligono, se no esce Mandzukic secondo, però Marecek ha 21 secondi adesso. 7-5, 7-5, stiamo ipotecando l'ennesimo oro di una stagione, questa sì mostruosa fino adesso. Veneziano spinge, l'ultimo ad arrivare il Kuma, è l'ultimo ad arrivare, Veneziano vince, stravince l'individuale. Signori, un veneziano devastante, 7 secondi avanti, dice 0 errori, il primo con 0 errori è Emilien Claude, bell'uomo Emilien. Un gran bell'uomo Emilien. Un secondo, raga. Eccomi qua, sono meno 16, meno 20 la sprint. Ok. Teoricamente non abbiamo... No? Ah no, questa abbiamo, ok, perfetto. Come per le temperature medie che usiamo i soliti, diciamo. E qua partiamo sesti invece. Ovviamente stiamo dominando per il momento ogni classifica. Lo sapete l'obiettivo del Kuma, vuole ritirarsi da fenomeno. Vai! Sappiamo che la sprint è la gara sicuramente più difficile per il Kuma perché il fatto che comunque è sempre un po' più lento rispetto agli altri in fase di tiro, è chiaro che ho poco tempo per recuperare su 3 giri. Vediamo. Siamo entrati veramente con un'arroganza cosmica all'era Q, eh? Devo fare veramente bene qua. Devo tirare tantissimo con gli sci e cercare di guadagnare il più possibile per permettermi dei colpi un po' più lenti. La Veneziano spinge veramente alla grandissima. Very good, Kuma, very good. Per il momento impeccabile veneziano. Eccolo qua, appena detto, cagatissima del Kuma, mamma mia che errore. Volevo prendere la troppa interna e ho sbagliato, va bene dai, va bene. Ho perso qua, devo guadagnare molto di più, va bene dai. Meno 18 signori.
Borowski e Kulbi secondi e terzi, ma partiamo come sesti, quindi insomma è un po' difficile stabilire una classifica. Siamo al primo, fottutissimo poligono. E vediamo. Grande Fume, ottimo primo poligono. Ormai Veneziano ha una consapevolezza dei suoi mezzi comunque devastante. Il campione in carica, l'uomo di cristallo. Andiamo anche veloci che non perdiamo quasi niente al poligono. Molto bene. Mamma mia, come è entrato di prepotenza Veneziano, però. Se l'altra l'avevamo vinto, però sempre alla fine, insomma, con 3-4 gare di anticipo. Però comunque non con, cioè, con tanti bei piazzamenti oltre le medaglie d'oro. Adesso veramente stiamo surclassando la concorrenza. È incredibile, da anni e anni ormai che il biathlon parla italiano. È una cosa meravigliosa questa. Non prendiamo la troppa interna, grazie. E Veneziano spinge, Veneziano spinge, Veneziano spinge, sa che vuole, può vincere l'oro anche qua. Adesso qua addirittura si sprinta proprio per surclassare gli avversari. Che potenza questo Kume, che potenza. Il vantaggio è veramente devastante, eh? Però chiaro che non abbiamo atleti fenomenali. Zeni secondo, il buon Zeni, bell'uomo Zeni. Veramente in piedi, ho fatto un po' di fatica, non capisco il perché, ma ho visto una mano un po' più tremolante, ma comunque sono zero errori. Mamma mia, l'era Kuma è veramente devastante. 3-3 di vantaggio, se non che mette spingere a fondo perché dobbiamo guadagnare, perché sicuramente, insomma, mancano tutti, quindi aspetto un doppio zero anche da parte di Mandzukic, lo stesso Giacomel, Tannermeier. Speriamo che Giacomel non molla, e Giacomel vuole sempre fare le sue gare. Comunque ha vinto 5 coppe di cristallo consecutive, ragazzi, cioè, e lui in questo momento è il campione dei campioni. Qua ottima sprintata del Kume. Questa è una bella salitona. Che bello, veramente una serie così lunga, non la portavo da tanto, nel senso, con un Kume così esaltato per un gioco così semplice, così basico, ma meraviglioso. Veneziano sta spingendo veramente tantissimo, eh. Veneziano sprinter deve guadagnare più secondi possibili, e sono tanti, chiudiamo a 6 e 7. Non siamo sicuri dell'oro, del podio ovviamente sì, dell'oro, vediamo. Mancano tutti praticamente. Al momento rimane il primo posto. Attenzione, finiamo secondi. Mamma mia, cosa che prova di Mandzukic. Mamma mia, 8 secondi mi ha dato.
Complimenti, perdo l'oro, ma perso un oro veramente contro un fenomeno, perché darmi 8 secondi con 0 errori in una prestazione così vuol dire che ha fatto una super, super gara. Complimenti a lui. Qua abbiamo meno 11, meno 15. Perdiamo un oro, non dico scontato, però ero tranquillissimi. Adesso anche so cazzo perché devo recuperare 8 secondi in pista Mandzukic, eh? Prestazione sublime di Mandzukic, veramente devastante. Mi ha dato 8 secondi e 3 con 0 errori, anche il primo poligono perfetto, il secondo leggermente più lento, ma non da prendere tutti i secondi. Pazzesco. Un argento comunque, insomma, ci sta. E vediamo adesso l'inseguimento se riusciamo a rosicchiare. Ho già guadagnato un secondo. È chiaro che non posso permettermi errori al poligono, però. Il veneziano sta dominando tutte le classifiche, però sul secondo posto mi sta un po' inquietando, sincero. Vai, 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 vai. Ok. 5-4, guadagno tantissimo, mamma mia. Ho guadagnato veramente chilometri sul buon Mandzukic. In questo tramonto cieco. Mandzukic è già al poligono, a noi manca poco. E vediamo. Mandzukic parte subito con un errore. Molto bene. Ok, buono. Mandzukic, errore pesante di Mario. Errore pesante di Marietto. Rimane primo, ovviamente. Quindi sappiamo essere più lenti. Però da 9 secondi siamo a 1,8 in un giro. Sente la pressione Mandzukic, che comunque non accetta di non vincere nulla. È un grande Mandzukic, ha che dei parametri fortissimi, 93, quindi è veramente una bestia, però ha la sfiga che il suo prime si sta scontrando con il prime comendiano e con l'era Kume. Qua neanche si abbassa, è un Kume arrogante, un Kume molto arrogante. Dietro Mandzukic c'è il Kume il vuoto comunque, quindi teoricamente un secondo posto già blindato. Non ci sono anche i mondiali da far bene perché voglio portare a casa tante medaglie mondiali, eh. E siamo al secondo lap, al secondo poligono. Velocissimo anche Veneziano, velocissimo anche il Kume, bravo Kume. Mandzukic recupera pochissimo, però 0 errori di Marietto. 0 errori di Marietto. Quattro secondi però. Che miseria. Mandzukic sta spingendo parecchio adesso, eh. Adesso Veneziano si butta giù perché deve recuperare molto. Siamo al terzo poligono, ragazzi. Mandzukic vuole un altro oro, vuole strappare oro a Veneziano Mandzukic. Leader anche della specialità è Veneziano, ovviamente.
3-1 però, un buon bottino quello di Manzi. Ulbin a danni luce. Eccolo qua, Mandzukic al poligono number 3. Ah, addirittura l'errore per il Kume, Mandzukic non sbaglia, quindi il primo posto purtroppo al 90% è andato. Ai 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 ai. Maledetto Mandzukic, non strappare Ori, capito? Così non supero Giacomel, c'è la combutta Mandzukic-Giacomel, pazzesco. 16 lunghissimi secondi, ai ai ai. Abbiamo perso comunque tanto anche purtroppo Mandzukic ci spara velocissimo in piedi, invece chiaramente il Kume no. Porca miseria, oh. Che scoppolotto da Mandzukic. Siamo all'ultimo poligono e il Kume soffre. Adesso devo spingere qua, il Kume vuole spingere qua. Devo recuperare tantissimo, mamma mia, devo sperare forse in 2 errori di Mandzukic, ma chiaramente 0 mi dice. Marietto spara. Già 2 giusti, 3 giusti, 4, basta, ha vinto Mandzukic. 0 errori, bravo Mario. Va a vincere la sprint. Mi contento di un altro argento, che palle. Impeccabile Mandzukic, perdevo secondo me anche con 0 errori qua proprio. Ha fatto una sprint, un inseguimento devastante qui in Repubblica Ceca, non possiamo dire niente, cioè ha meritato il secondo posto. C'è poco da dire. Un Marietto straripante. Ulbin terzo. Nella fondo ci sta Mandzukic, ha comunque 93. Quindi Fioi è chiaro che non può non vincere mai. Il Kume chiude secondo. Va bene così, distrutto poretto. Ho sparato veramente con una velocità fantasmagorica, Fioi. Ok, andiamo in Germania, scheda, abbiamo Deutschland e i mondiali sono tra un bel po'. Sprint, ok. 0, meno 5. Vediamo se riusciamo a ripigliare l'oro. Se non è oro argento, insomma, quindi abbiamo un Kume molto appropriato. Vai. Go. Bello che tranquillo Manzo, che c'è già un errore intanto e godo. Manzo che ci si è inventato veramente 2 gare da fenomeno vero. Cioè Manzo che così tutto l'anno non lo vinco tranquillamente la Coppa di Cristallo. È che è la costanza fondamentale.
Simone, spingi, spingi. E se non erro, il secondo errore di Mandzukic, c'è addirittura 3 errori di... no, un errore di Mandzukic, quindi 2 in totale. Adesso è chiaro che per i più chi si collega adesso in questa carriera dice: ma cazzo, ma stai dominando tutto, ragazzi, siamo alla 9ª stagione, ho vinto solo una Coppa di Cristallo, io lo ricordo, 9 season. E adesso dobbiamo goderci la gloria. E comunque ho dato un altro grande trofeo per il canale comendiano, la Coppa di Cristallo nel biathlon. Primo poligono, non velocissimi. Mi aspettavo qualcosa di meglio. No, doppio errore, mamma mia che schifo. Arriva la prima gara stonata del Cume. Eccola qua. Che non si può vincere sempre, non si può andare a podio sempre purtroppo. Mamma mia che brutti errori per il Cume. 27esimi, rischiamo di star fuori anche dalla sprint, incredibile, cioè dalla gara inseguimento, attenzione. E Tommaso Giacomel. È quarto. Mamma mia, 31esimi ragazzi. Adesso iniziano a veramente spingere, ma 2 errori così, fioi, veramente incredibili. Questa dimostrazione che puoi essere un campione quanto vuoi. Basta un attimo di defiance. E rischi di star fuori addirittura da una competizione. Vediamo. Vuole stare nei primi 21, Veneziano deve veramente spingere. 23esimo sta recuperando, ma non basta in questo momento. Prova a spingere un po' qua il Cume. Adesso non possiamo fare errori, ovviamente, lo dobbiamo tirare come dei disperati. Che disastro, che disastro. E Giacomelli è secondo. Bravo, dai, dai, dai. Non possono arrivare neanche, non qualificarmi neanche, dai. 18esimo Veneziano sta recuperando. Giacomelli si piglia un podio, incredibile Jack. Non vuole mollare, non vuole mollare. Sta cercando di recuperare il più possibile, recupera molto, 15esimo Veneziano. Purtroppo 2 errori veramente pesanti. Giacomelli addirittura l'oro vince, dai. Che 2 maroni. Sta spingendo Veneziano a fondo. 17esimo però. 14esimo adesso. Giacomelli non molla. Jack non molla. Se si piglia sto oro.
Riguadagna un oro per l'Hall of Fame. Che due maroni. Iniziano recupera tantissimo. 11esimi. Jack vince l'oro. Bravo lui. Sì, oro per Giacomello. Mandzukic disastroso. 9 decimo. Noi 14esimi ci qualifichiamo, ma che schifo. Rimaniamo primi, ma di poco. 0-5. Vai. Incredibile Giacomello. Da tanto non partivamo così indietro. Ma ci stanno anche le gare storte, raga. E comunque, fiori. Non si sa mai, se cominciamo a allenare le gare del cazzo, tutto è possibile. Può entrare anche in gioco Mandzukic, qualsiasi. È uno sport strano, il biathlon difficile. Vediamo se riusciamo a recuperare. Andare a podio almeno, perché la vittoria no. Però a podio è possibile, eh. Anche la stampa elogia Giacomello. Giacomello molla, vuole rimanere lui il capo e il leader dell'Hall of Fame. Se continua così ce la fa. Stiamo spingendo veramente tantissimo. Buon recupero, ma la strada è lunga. Buono. Sicuramente recuperiamo tante posizioni. Mamma mia, ho recuperato tantissime posizioni. Giacomello non sbaglia, ovviamente. No, però due di Giacomello, veramente. Vado a tutto quello che sto cercando di recuperare. Cioè, Giacomello mi ripiglia 2 ore, è proprio uno stronzo. Ma solo nella carriera comendiana Giacomello è così incredibile. Come è già quarto, ma il distacco da Giacomello è a 12 secondi. Come sembra non accettare questo verdetto, però. Come non sta recuperando molto. Giacomello, ragazzi, show. Jack show. Incredibile. E il vecchio Jack non molla. Giacomello, Herman, gli altri due non mi preoccupano troppo. Jack sì. Giacomello non sbaglia, che abbueo. Nessun errore per Giacomello, ovviamente. Incredibile. Non sbaglia nessuno, perde addirittura una posizione. Va bene. Un momento non semplice per il Kuma stagionale. Il Kuma ha sempre un momento, diciamo, un po' così. Ma proprio già come il primo, mi sta sui coglioni, cioè. Le vittorie
Cioè, è impossibile superare le vittorie di Giacomè, perché comunque continua a vincere anche con dei parametri bassissimi. Cioè 86 Giacomè adesso, no? E non sto recuperando nulla. Incredibile, nessuno sbaglia niente davanti. Giacomel finalmente fa un errore. Doppio errore di Giacomel. Buonissimo, buonissimo. L'importante è non vedere Giacomel primo. E Mandzukic, ragazzi, la sfida è con Mario. Anche Mandzukic da 11º, mamma mia. Niente, ragazzi, Mandzukic mi sta strappando tutte le medaglie d'oro. Cioè, è proprio uno stronzo biblico, Mandzukic. Ha fatto ancora un errore Mandzukic al primo poligono. Pazzesco. Le dura, Beppe, le dura. Siamo all'ultimo poligono. Stiamo recuperando tantissimo adesso, ma... Bisogna sperare in un errore di Mandzukic. Nessun errore per la merda ucraina, nel senso buono del termine. Ne sbaglio anche uno da nervoso, affanculo Mandzukic. Ma dai, non è possibile che se si sveglia Mandzukic non ne sbaglia più una, dai. Siamo a rischio podio di nuovo. Dio santissimo, guarda, non sbaglia nessuno, mi inculo anche il podio, perché non è neanche più sprint. Non guadagno neanche il podio su Giacomelli, incredibile. Rischi di prenderlo Giacomelli il podio. No, porco di quel... Non ci credo. Non ci voglio credere. Vado anche a sbagliare. E regalo il podio a Giacomelli. Errore finale che mi costa il podio. Affanculo, va però. Questa mi gira i coglioni, perché veramente adesso vederli così tutti scatenati. Niente, non devo prendere punti per loro fame, cioè è pazzesco. Giacomello addirittura secondo. Noi malissimo quindi, malissimo, malissimo. Vai raga, andiamo a vedere. Total score, sprint, primi. Inseguimento primi di poco, ma start niente. E adesso lo facciamo individuale primi. 0 meno 5, questo tempo non mi sta aiutando. Proprio le temperature peggiori per il Kuma a livello di attrezzatura. Possiamo svegliarci però, eh. Vai. Adesso il Kuma si deve svegliare perché dopo l'inizio meraviglioso, perché è la prima gara di Mastarte, quindi voglio la coppa anche qua di specialità.
Cazzo, Veneziano vuole spingere veramente. Però avete visto, ragazzi, come può cambiare tutto? 0 podio nelle ultime 2 gare. Cioè, è proprio veramente ridicolo. Eppure è successo. Veneziano vuole spingere a fondo. Vai Cubendon, vai Cubendon. Lasciamo il primo poligono con il veneziano che ha già un buon vantaggio dopo un giro. È chiaro però che la delusione è tanta, ha perso 2 podi da Giacomet, addirittura un oro. Buono. Mi mando che ci fa un errore anche Jack, godo. Dai ragazzi, dai. Giacomello è secondo. Giacomello vuole ancora medaglie. Oh, mi dà un fastidio. Aspetto solo il ritiro di Tommaso. Il vantaggio è buono, 4 secondi su Tannermeier. Inizio strepitoso, poi baratro come indiano, siamo tutti vicini, non è che non stiamo dominando comunque nonostante le tante medaglie. Cioè, io voglio un Cume veramente in ciabatte, cazzo. Andiamo al secondo poligono con un bel vantaggio, ma che non mi garantisce ancora nulla. Secondo poligono per il talentissimo. Buono. Molto bene. Adesso sì, il Cume vuole ipotecare Giacomet, 0 errori, comunque il podio se lo piglia Giacomet. Noi abbiamo 3-4 di vantaggio su Tanner. Oh, 0 errori da parte di tutti, oh. Tutti precisi, belli, cazzuti. Dai, dai, dai. Zero. Nessuno sbaglia dei primi. Dai, dai, dai. Stiamo guadagnando tantissimo. Siamo al terzo poligono. Mandzukic malissimo. E con questo godo. Dai che dobbiamo ipotecare.
Mamma mia, brutto errore, bruttissimo errore. Anche Tanner sbaglia per fortuna, ma... Sbagliano tutti davanti. Solo Kulbin, perfetto. Rischi di mangiarmi l'oro anche qua, però. Rischio di ciucciarmi l'oro. Anche se Kulbin è molto più lento di me. E ritorniamo primi. Dai Veneziano, dai Veneziano. Dai Comendon, dai Comendon. Cerco di spingere un po' qua e prendermi quel vantaggio di poter sparare un po' più lento, vai! Un secondo da Kulbin, quindi non c'è vantaggio praticamente, non devo sbagliare. Per avere il primo posto anche nella Master. Molto lento, molto lento. Troppo lento e Kulbin ovviamente non sbaglia. Meraviglioso Kulbin, mai visto fino ad oggi, non sbaglia. Sto zitto, va che è meglio. Stiamo zitti, va. Un Kume molto nervoso. Che veramente è incredibile. Fatalità non sbaglia, vai. Non ho più neanche sprint verde. Ai ai ai. Siamo ai minimi termini, raga. C'è Kulbin davanti a me. Un po' di coglione proprio, cioè. Non riesco mica a prenderlo. Non ce la posso fare, raga. Niente da fare. Ennesimo oro perso. Male, male, male. Che schifo, figlio. Mamma mia. Quanto spreco, mamma mia. Va bene, abbiamo la sprint. Dai, chiudiamo con la sprint. E chiudiamo qua. Come avete deluso alla fine? Andiamo con la sprint. Questa 5 ori e 4 argenti finora in stagione, che non è male, però volevo di più. Vai. Più che altro incredibile, mi aspettavo almeno un errore di Kulbin all'ultimo, poi Poligolo no. Kulbin deve fare tutto perfetto. Dai. Non ci riusciamo a tornare a loro. Anche se la sprint è la gara meno indicata, forse.
Italia prima, seconda e terza, bellissima sta classifica. Jonas 2 errori, però Giacomel 0, attenzione a Giacomel. Vai, vai, Comendone. Bel sprint questo. Una bella discesona. Ma il primo poligono un po' stanchi forse. Ho tirato tanto. Non velocissimo, ahimè. Dai, dai. Non è che lentissimo, pensavo peggio, dai. Purtroppo non abbiamo il primo posto nella Mastart, mi girano i maroni, è una delle mie preferite. Maledetto Kulbin. In forma il buon Kulbin. Già com'è il secondo, incredibile. Non molla Tommasino. Dai, dai, una bella discesona come solo Veneziano sa fare. Dai, dai, spingi come spingi l'ultimo giro. Il vantaggio è buono, ma non devo sbagliare il poligono. Buono, buono, buono. Molto bene. Giacomello ovviamente non sbaglia. Però siamo molto veloci, mamma mia. Sono stati bravi, eh. Non riesco a incappettarmi l'oro anche qua. Buono, 8 secondi di vantaggio, sono ottimi. Kulbin terzo comunque, grazie. Kulbin in forma, eh. Bello in forma Jacob Kulbin. C'è lo svizzero Koch al terzo posto. Sto podio di Giacomello mi sta un po' sui maroni, ma dai che per l'oro ci siamo, cazzo. Vediamo se riusciamo a perdere anche sto oro.
Andiamo a chiudere molto bene secondo me. 8,5, vediamo se basta almeno questo per loro. Ottimo, Giacomo è il terzo alla fine, ce la fa per poco. Va bene. Buono raga, buono raga, buono raga. Andiamo a vedere un po' le classifiche. Total score, siamo primi, adesso il vantaggio comincia ad essere importante. Sprint, vantaggio non devastante. Inseguimento, vantaggio minimo, ma start purtroppo secondi. Individuale, un bel vantaggio. Raga, sotto il comandone veneziano, le dura perché non stiamo ancora dominando come voglio. Abbiamo 90 Tannermai, 93 Mandzukic, Giacobello 86, pure ancora. Rompe i maroni. L'Olofame è questa. Vittorie, siamo ormai vicini al secondo posto, però Giacomelli ne ha solamente 76. Poi siamo lontani anche dal secondo posto per il momento, c'è l'Egrid ancora. E lontanissimi da Tommaso Giacomelli. Ragazzi, è veramente, veramente dura. Raga, sotto il condone veneziano. Ciao!